2013 edizione straordinaria, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Che estate sarà è quello che si stanno domandando in tanti utenti, ma anche i gestori di alberghi, di stabilimenti balneari e molto altro. Ce lo stiamo domandando in tanti ed oggi a Chioggia è stata aperta e inaugurata la stagione balneare con un brindisi augurale. Ci auguriamo molte cose, cercheremo insieme di capire che cosa, fino a dove si potrà arrivare in quest'estate. Intanto l'ANSA ci asseconda e manda i primi dati su quello che potrebbe essere davvero il primo weekend turistico della fase 3. Traffica è un'autostrada, tanti al mare sulle spiagge appena riaperte, code al Brennero per i tir, recita la notizia appena battuta dall'ANSA, ma anche per i primi turisti tedeschi in arrivo nel bel paese, ben prima dell'apertura delle frontiere. È il bilancio del primo fine settimana della fase 3, ovvero successivo alla riapertura degli spostamenti tra le regioni, con sorpresa per i turisti che sono andati alla piana di Castelcucchio in Umbria e hanno potuto vedere la prima fioritura, ma non solo, moltissimi sono i turisti che hanno già scelto Jesolo. Noi abbiamo scelto invece in questo spazio di andare sui Colli Euganei per parlare di turismo termale, un turismo di prossimità che per molti anni ha davvero potuto contare sull'arrivo dei turisti stranieri. E ora che cosa succederà? Lo chiediamo direttamente al sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Buonasera sindaco. Buonasera Anna. Allora lei è in macchina perché è in giro con un volontario della Protezione Civile, perché nonostante siamo qui a parlare di estate, purtroppo insomma, siamo nel ben mezzo di un weekend di allerta meteo. Sì, c'è stato qualche disastro dovuto a forte vento, qualche chicco di grandine a Montegrotto, niente di grave. Però diciamo che noi che viviamo in ambito termale, anche le terme col maltempo sono un toccasana, quindi poco ci spaventa questa condizione climatica. Questo è quello che cercavamo di capire, il turismo termale che vive forse anche per il 60-70% di un turismo internazionale, come si sta preparando a questa fase 3 e soprattutto sappiamo che il turismo termale è anche un turismo sanitario, perché vi si può accedere anche attraverso impegnativa del medico, quindi come si stanno preparando le strutture? L'inizio immagino sia stato molto timido. Sì, l'inizio non è stato dei più semplici, nel senso che le restrizioni dovute a tutte le accortezze che ogni stabilimento termale deve adottare per evitare, diciamo, casi di contagio, ha messo nelle condizioni i nostri albergatori di fare qualche sacrificio. In molti si sono lamentati perché questi vincoli, queste costrizioni sono veramente tante e limitano molto l'agire imprenditoriale, ma nonostante questo alcuni alberghi hanno aperto, altri apriranno nei prossimi giorni e altri prevedono di aprire indicativamente verso luglio e agosto. Come siamo partiti? Siamo partiti da un punto di vista di accoglienza innanzitutto con le piscine termali, perché finalmente dopo tempo, dopo che sono stati previsti i protocolli per le piscine d'acqua dolce, per le spiagge, anche qualcuno si è ricordato delle terme. Quindi ci sono dei protocolli, le piscine sono aperte, altri alberghi hanno iniziato con l'accoglienza nelle stanze, anche perché ogni nostro stabilimento termale ha anche un presidio sanitario che già prima di questa emergenza rispondeva a dei requisiti molto restrittivi e molto importanti a tutela della salute pubblica. E in questo senso le cure termali possono essere prescritte dal medico di base, perché il Servizio Sanitario Nazionale prevede che solo con il pagamento del ticket si abbia diritto a un ciclo di 12 fanghe o 12 inalazioni. Ovviamente la nostra destinazione sta ridefinendo anche il prodotto turistico alla luce sia di una criticità portata dal Covid, sia di un momento di crisi che già si viveva pre-Covid. Quindi in questa ridefinizione la nostra ambizione è quella di proporci come destinazione per la salute preventiva. Cosa significa tutto questo? Significa che nel bacino termale euganeo, nella destinazione Terme e Colli Euganei, grazie alle terme, grazie al fango termale, all'acqua e all'ambiente, al Parco Naturale dei Colli Euganei, si può adottare uno stile di vita che aiuta a non ammalarsi. Ecco che quindi da noi, oltre alle cure fangoterapiche, alle inalazioni con l'acqua salsobromo-iodica, si può adottare uno stile di vita legato allo sport, penso alla bicicletta con l'anello ciclabile dei Colli o ai 3 golf club nel raggio di 9 chilometri, al mangiare bene, al bere bene, penso ai tantissimi ristoranti dei Colli, alle aziende vitivinicole che aiutano in qualche modo a passare qualche weekend, qualche settimana di relax per ripartire più carichi e per avere cura di se stessi. Quindi
è tutto un intero territorio, non solo Montegrotto, sono 16 comuni che grazie al preziosissimo lavoro del consorzio Terme Colli Marketing si stanno proponendo innanzitutto a una clientela prettamente locale, penso alle province del Veneto, con l'ambizione di far tornare il prima possibile i turisti stranieri, tedeschi, austriaci e svizzeri. Senta, oggi il sottosegretario Variati ha parlato di importante campagna di reputazione per il nostro paese. Avete intenzione anche voi, insomma, di farvi sentire in qualche modo con una campagna turistica, insomma? Sì, molto interessante quanto ha dichiarato il nostro corregionale Variati, molto interessanti anche le proposte che sono arrivate dalla Regione per iniziare a promuovere la destinazione Veneto. Anche il nostro consorzio, in collaborazione con il nostro manager di destinazione Stefano Ravelli e il presidente del consorzio Umberto Carraro, hanno previsto un programma di rilancio del bacino termale euganeo, delle terme dei Colli Euganei, che si aggira all'incirca su 1.200.000 euro. Ora, benissimo queste intenzioni, sarebbe opportuno che sia il governo che la regione fossero al nostro fianco come comuni turistici e come associazioni di categoria per riuscire a finanziare anche in parte questi progetti, perché da soli non ce la facciamo. Senta, le faccio vedere, adesso non so se lei riesce a vederlo perché è in macchina, quindi l'immagine sarà piccolina, ma è stata inviata da una nostra collega, è la fotografia della squadra veneta, quindi Zaia, Lanzarin e Bottaccin con mascherina, e questa è un'immagine, entrare muniti di mascherina, che è stata affissa in un negozio del Salento. Quindi è la notizia insomma, del Veneto, della capacità del Veneto di reagire al Covid-19 è arrivata fino al sud. Saremo capaci di attrarre anche i turisti del sud, noi del nord, secondo lei? Sicuramente sì, come storicamente le terme hanno sempre fatto, c'è un grosso bacino d'utenza che proviene dalle regioni del centro-sud Italia. Bello anche questo riferimento al Veneto, perché indubbiamente nel Veneto ci sono state una serie di condizioni che ci hanno permesso di affrontare questa emergenza del Covid meglio di altre regioni. Questo perché? Perché fortunatamente esiste ancora una rete territoriale di sanità pubblica che ci ha permesso veramente di affrontare in maniera scientifica e in maniera migliore rispetto alla Lombardia, dove ormai la sanità è stata quasi tutta privatizzata, questa emergenza. Quindi benvengano anche questi messaggi, alla luce anche di una solidarietà che deve esserci tra regioni. Certo. Perché tante volte noi veneti siamo stati visti anche a ragion veduta come delle persone che pensano solo ai propri interessi. In realtà esiste anche un Veneto che attraverso la solidarietà tra le regioni, attraverso anche i rapporti di amicizia tra diverse regioni, siano esse del centro o del sud Italia, possono incentivare degli scambi da un punto di vista turistico che ad oggi sono molto fondamentali, anche perché il livello di incertezza che caratterizza lo spostamento dei turisti stranieri è ancora un'incognita, e questo ci impedisce di fare delle promozioni ad hoc nei mercati che per noi rappresentano il 40 e il 50%, penso, come ho detto prima, all'Austria, alla Germania e alla Svizzera, quindi al nord Europa. Grazie Sindaco Riccardo Mortandello, Sindaco di Montegrotto, buon giro, insomma ci auguriamo che questo maltempo finisca presto, riparta davvero un'estate diversa da quelle che sono le previsioni. Grazie e buona serata a lei. Grazie a tutti, buona trasmissione e vi aspettiamo sempre a Montegrotto Terme. Ci conti, arrivederci. Arrivederci. Noi ci occupiamo di un altro tema adesso e nell'attesa di vedere collegato il prossimo ospite, allora chiedo alla regia di far vedere quelle che sono state le immagini girate oggi a Chioggia con l'assessore al turismo Federico Caner, con questo brindisi insomma, che davvero vuole essere un brindisi di buon auspicio per la nuova stagione turistica. Brindisi e taglio di nastro, è aperta ufficialmente e sotto il migliore degli auspici la stagione balneare 2020. Da questo fine settimana da Bibbione a Chioggia sono aperti buona parte degli stabilimenti balneari, delle attività turistiche e degli alberghi. Sono prospettive positive, intanto siamo qua per ringraziare anche gli operatori che come sempre hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno già preparato le proprie strutture, sono pronti. È fondamentale che oggi si riempia ovviamente dei turisti perché sono la parte importante per crescere, per portare appunto quell'occupazione, piano occupazionale di ricchezza che è fondamentale. L'azienda del turismo tocca 18 miliardi di PIL nazionale, lo ricorda spesso il governatore Zaia, ed è fondamentale
che arrivi per tutto il tema anche socio-economico del nostro territorio. Le prenotazioni sono tantissime, questa settimana addirittura non riusciamo neanche a rispondere a tutti, però veramente questo ci indica una grande stagione. Ovviamente tutto questo ci comporta una grande più attenzione per i nostri ospiti, sia nel servizio ma soprattutto una vacanza in sicurezza e in pieno relax. Un'estate che si preannuncia meno complicata del previsto, tutto è pronto per accogliere pendolari e turisti, auspicando di poter abbracciare presto anche quelli d'oltreconfine, tedeschi e austriaci in maggioranza, da sempre affezionati al nostro litorale. Fortunatamente alcune frontiere, pensiamo a quelle tedesche, di fatto sono già state aperte. Ora stiamo lavorando anche sull'Austria perché permetta ai loro concittadini di poter venire da noi, perché su 70 milioni di presenze turistiche il Veneto fa 50 milioni di stranieri. Di questi 50 milioni di stranieri 2/3 sono di lingua tedesca, quindi voi capite che Austria, Germania e Svizzera per noi è fondamentale. Pronta, uscirà a giorni, ha confermato l'assessore al turismo Federico Caner, la campagna pubblicitaria della Regione Veneto per incentivare il turismo. La prossima settimana presenteremo un piano turistico importante, innovativo, non soltanto capiente dal punto di vista delle risorse economiche che metteremo, ma soprattutto nuovo, e nessuna regione in Italia ha fatto, ad oggi che mi risulti, un piano innovativo come quello che presenteremo noi. Allora noi ci fermiamo per pochi secondi, tra pochissimo parleremo di un grande tema che ancora non è stato trattato, quello delle discoteche e delle sale da ballo. Eccoci ben ritrovati, 20:30, continuiamo questa terza parte dell'edizione straordinaria che abbiamo iniziato alle 11:30 del mattino, come ormai siete abituati a vedere. Allora, come vi anticipavo, parliamo del grande mondo dell'intrattenimento, discoteche, sale da ballo e non solo. Abbiamo un rappresentante d'eccezione per il trevigiano che è Giannino Venerandi. Buonasera Giannino. Buonasera a tutti. Lei è conosciuto come il patrono della Movida del Trevigiano, ricordiamo con l'Odissea, se non sbaglio sono 27 anni di Odissea. Sì, quest'anno dovremo festeggiare il 27esimo se riusciremo. Esatto, sarebbe stato allora uno dei locali più famosi del Trevigiano, ma non solo, è anche vicepresidente del sindacato, il SILB, che appunto riunisce tutte le imprese che hanno a che fare con il mondo dell'intrattenimento. Il mondo dell'intrattenimento che di fatto non è ancora partito. Voi attendete con ansia una fase 3 o comunque insomma un'ordinanza che vi dia la possibilità, attraverso magari dei protocolli di sicurezza, di ripartire. Lei è stato tra l'altro uno di quelli che ha detto: se non ci sono le condizioni è inutile partire, insomma cerchiamo di partire con il piede giusto. Che cosa hanno significato intanto per lei e per tutte le persone che fanno parte della vostra categoria questi 3 mesi di chiusura totale? Ma ovviamente è un sconforto grande perché non abbiamo potuto più dar lavoro ai nostri colleghi, dipendenti e tutto l'indotto che a noi è collegato, ma soprattutto ai clienti che non hanno più avuto una possibilità di passare del tempo per le loro passioni, che può essere il ballo, può essere gli incontri, anche degustare una cena, perché da noi ormai dobbiamo togliere il cappello di discoteca e mettersene un altro, che è quello di locali di intrattenimento. Io lo ribadisco sempre perché il nostro mondo si è evoluto, offre una socializzazione ampia fin dalle prime ore della sera, quindi dall'orario di cena anche l'aperitivo, e andiamo fino a notte fonda. Quindi abbiamo un ampio mondo al quale noi ci rivolgiamo, e questo purtroppo non siamo riusciti in questi periodi a soddisfarlo, perché ci sono tante persone appassionate di ballo, ma anche solo per incontrarsi non hanno più avuto modo di farlo. Beh, voi siete anche quelli insomma del ballo liscio, del ballo la domenica pomeriggio, quindi appunto per chi non vi conoscesse non stiamo parlando solo di discoteca, ma insomma da voi venivano anche persone di una certa età per ballare, quindi voi avete dato sfogo ad una passione che sul territorio è molto forte. Io so che lei oggi ha avuto un incontro, con chi si è incontrato, che cosa avete deciso, di che cosa avete discusso? Questa mattina ci siamo incontrati io ed altri imprenditori del mondo dello spettacolo con il governatore Luca Zaia in sede della Regione Veneto per appunto capire, discutere, portare ulteriori proposte per la nuova riapertura.
A breve, come ci ha detto, verrà firmata un'ordinanza che prevederà delle linee guida anche per il nostro settore. Non ne abbiamo ancora conoscenza completa perché aspettiamo giustamente che sia lui a firmare per poi dare notizia precisa. Comunque speriamo siano delle condizioni diciamo ottimali per ritornare a far divertire le persone, perché da noi purtroppo è la prerogativa è stare assieme, divertirsi, passare delle ore ballando. Noi diamo modo come dicevo prima, di stare assieme sia durante la cena, durante il ballo, durante anche il dopo cena, quindi è un mondo vasto e le persone che frequentano i nostri locali sono di varietà, partiamo dai 18enni, arriviamo anche ai 70enni, quindi offriamo un mondo vasto, partiti del mondo del latino, del liscio, diceva lei che poi anche quello non è più liscio ormai, le orchestre, le band si sono evolute, propongono musica di tutti i generi e quindi... Senta, anche queste band sono tutte ferme, quindi insomma c'è anche tutta questa categoria di persone, band itineranti che di fatto sono bloccate. Ipotizzo che non esista per loro alcun tipo di cassa integrazione. Tutti i vostri dipendenti avete potuto metterli in cassa integrazione? Sì, noi abbiamo appunto attivato subito anche quel meccanismo. A dir il vero non è che sia ancora andato in funzione al 100% perché molti dei nostri dipendenti non hanno ancora ricevuto niente, lo stanno attendendo con ansia. E come diceva lei, noi abbiamo un mondo molto vasto collegato, quindi artisti di tutti i generi, non solo i DJ ma i cantanti, i musicisti e poi tutto quello che è l'artistico in genere, quindi performer, piuttosto che ballerini, acrobati, abbiamo di tutto. Infatti io mi batto spesso ultimamente quando ho la possibilità di discutere anche pubblicamente perché il nostro mondo venga equiparato al mondo della cultura, perché siamo veramente non considerati anche per questo motivo, mentre da noi la cultura c'è e come, e anche l'arte. Sottolineo che tanti artisti di fama nazionale ma anche internazionale hanno iniziato dai nostri locali in tutta Italia e anche all'estero e adesso sono delle star e grazie al nostro mondo. Da noi si può definire una sorta di fabbrica di vita perché le persone si incontrano, si frequentano e tante volte anche si uniscono in matrimoni e quindi generano famiglie. Gli artisti crescono, imparano quest'arte e diventano sempre più grandi. Ne cito qualcuno che oltretutto ho anche avuto l'onore di lavorare assieme e conoscere, giusto per far capire, un Fiorello, un Amadeus, un Gerry Scotti e poi tutti i vari cantanti, quelli storici da Mina piuttosto che Morandi, cioè, sono tutte persone che sono partite dal nostro mondo. Giovanotti veniva nei nostri locali e così via. Quindi è un mondo collegato con lo spettacolo e l'arte. Senta, di che perdite stiamo parlando con la chiusura di questi 3 mesi? È riuscito a fare già un primo calcolo? Ma il calcolo adesso non mi sento di comunicare questo dato, anche perché sarebbe noioso. Diciamo comunque che noi, avendo subito la chiusura per primi, perché il 22 di febbraio abbiamo avuto il primo segnale che era iniziato questo momento tragico e il 23 è arrivato la chiusura ufficiale. Quindi dal 23 febbraio i primi a chiudere in Italia sono le nostre attività, concerti, teatri, discoteche e luoghi di intrattenimento. E poi sono arrivati successivamente ristoranti, bar, eccetera, però noi per primi. Siete partiti voi. Probabilmente saremo gli ultimi e quindi stiamo combattendo anche su questo piano per poter farci sentire perché non siamo chiaramente in grado di sostenere ancora a lungo le nostre attività. Purtroppo abbiamo bisogno anche noi, come tutti, di essere sostenuti e speriamo che... Mi ha fatto un po' rabbia il fatto che il governo non abbia toccato, insomma, nei vari discorsi del Premier Conte tutto il vostro mondo e quindi anche pensato ad aiutare attraverso dei finanziamenti tutta la vostra categoria, come peraltro, insomma, finanziamenti sono arrivati anche per altre cose, per altri aspetti.
Come dicevo prima, se noi fossimo già stati dentro il mondo della cultura, probabilmente avremmo anche noi portato a casa qualche risultato. Purtroppo non siamo molto considerati, però i numeri lo potrebbero veramente testimoniare. Se volete ve ne cito qualcuno. Noi abbiamo circa 4.500.000 persone che vengono a ballare nei locali, mediamente all'anno, con dati SIAE. Abbiamo, anzi sarebbero 19 milioni quelli che frequentano, ma quelli che proprio, che proprio vanno a ballare in maniera specifica sono un po' meno, ma che lo frequentano nel nostro mondo sono dai 19 ai 20 milioni, quindi sono numeri importanti. Abbiamo un fatturato in Italia per le nostre aziende, non parlo tanto del mondo dei concerti, teatri, ma solo le aziende di intrattenimento hanno un fatturato attorno ai 7 miliardi e mezzo in Italia. Abbiamo un certo peso, abbiamo chiaramente un peso molto forte anche perché diamo da lavorare con 2.500 aziende al giorno d'oggi, che sono rimaste le discoteche rispetto agli anni 80 e 90, che purtroppo erano molte di più, però diamo da lavorare a una filiera enorme, quindi collegati a noi ci sono forniture di tutti i generi, dall'alimentare al beverage, al design, piuttosto che alle impiantistiche elettroniche, eccetera. Quindi abbiamo manovalanza a non finire, abbiamo dipendenti che sono anche talvolta alle prime armi, che poi si creano una vita, perché si pagano gli studi, e tra questi c'è stato anche il governatore che ha frequentato il nostro mondo e come lui altre persone che lavorando seriamente hanno potuto poi crearsi un futuro importante. Quindi siamo, come dicevo prima, anche una fabbrica di vita da questo tipo di vista. Senta, come sarà possibile ritornare a ballare, visto che appunto sta vigendo la regola del distanziamento? Voi che oggi avete discusso di protocolli, non so se lei può fare delle anticipazioni, ma secondo lei come si potrà ritornare ad incontrarsi in una sala da ballo in sicurezza? Quello è un problema che verrà discusso a breve, perché è uno degli ultimi step che verranno superati con le linee guida. Chiaramente non è possibile pensare adesso di ritornare come eravamo prima, anche perché ci sono restrizioni in altri settori, quindi saremmo poi contestati, perché aprire noi con tutte le libertà e gli altri no, sarebbe non corretto. Però è anche vero che questo momento tragico che stiamo vivendo si sta anche esaurendo, da quello che abbiamo capito, quindi penso che tra qualche settimana le prescrizioni o le restrizioni cominceranno veramente a calare, e ci auguriamo veramente che la mascherina, che sicuramente è un ottimo strumento, venga sempre meno usata, perché oltretutto penso che tanti non la portino volentieri, anche perché respiriamo l'aria che rimettiamo, quindi non è il massimo. Quindi possiamo pensare di immaginare diciamo un numero limitato di ingressi, ad esempio? Io dico questo, che l'affollamento, o come si sottolinea da tutti i nostri commenti, non ha un numero secondo me, quindi ridurre anche la capienza non ha senso, perché se assembramento lo è per 10 persone, 100, 1000, e quindi non penso ci sia un numero di assembramento consentito, quindi o si può o non si può, ma visto che in certe situazioni vedo che si può, perché è stato liberalizzato, mi sembra di aver capito, nei mezzi pubblici la possibilità di avere la massima capienza, e lì c'è l'assembramento pur con la mascherina. Certo. Speriamo, noi che abbiamo quasi tutti gli imprenditori della notte e come i concerti eccetera, in questo periodo che c'è l'estate abbiamo gli spazi aperti, potremo veramente sfruttarli senza creare grossi problemi da quel punto di vista là, e poi per settembre-ottobre penso le cose saranno migliorate. Non penso che questo virus sia tanto dannoso da rimanere ancora a lungo
in vita. Ce lo auguriamo, guardi Giannino, ce lo auguriamo davvero, anche perché insomma giustamente come dice lei possiamo iniziare a sfruttare gli spazi all'aperto, le grandi incognite continuano a restare quelle di settembre e ottobre. Aggiungo un'altra cosa che non è meno importante delle altre. In questo momento dove non siamo aperti, noi abbiamo riversato tante persone, giovani e non giovani, in altri luoghi, da piazze o altri posti che chiaramente le persone si ritrovano, perché non possiamo pensare che stiano chiuse in casa, soprattutto anche d'estate. La gente ha piacere star fuori, conversare, bersi una cosa, mangiare una pizza e anche divertirsi. Hanno bisogno di sfogarsi in maniera sana. Poi ovvio ci sono gli eccessi, ma gli eccessi vanno puniti come sempre. Però io dico che star chiusi non è che risolviamo il problema, certo, perché le persone si aggregano da altre parti e c'è il rischio che nascano degli abusivi dove potrebbero generarsi situazioni fuori controllo, non sancite da regole chiare come sono quelle per le nostre attività, perché noi siamo autorizzati con delle appunto licenze che sono state rilasciate dalla prefettura, quindi con l'esame accurato delle nostre strutture a livello sanitario e di sicurezza. Penso che siano luoghi più sicuri i nostri che altri sconosciuti. Abbiamo il servizio di controllo, possiamo all'interno e anche all'esterno, possiamo fare anche controlli della temperatura se fosse necessario, però le persone da noi devono potersi divertire serenamente, perché sennò diventa uno stress e non è più un modo di stare insieme. Allora Giannino Venerandi, noi attendiamo con ansia l'ordinanza, ci state lavorando, allora abbiamo capito con il Presidente Zaia, quindi insomma a brevissimo dovremo avere nuove notizie. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, le auguro buon lavoro, ovviamente se dovesse avere notizie in anteprima insomma siamo a disposizione. Grazie e buon lavoro. Vi comunicherò sicuramente tutto e vi girerò anche il video che il nostro settore ha creato per ricordare chi siamo. Grazie mille, grazie a Giannino Venerandi. Buona serata. Allora, questo mondo, ringraziamo Giannino Venerandi che ricordo essere il vicepresidente anche del sindacato SILB che riunisce tutte le agenzie insomma, e le imprese che si occupano di intrattenimento. Ultimissima parte di questa edizione straordinaria la volevamo dedicare alla scuola con lo sciopero convocato per lunedì, ma giusto il tempo di farvi vedere le immagini che abbiamo caricato sul computer che arrivano dal collega Lucio Zanato, perché c'è stata in via Ellero una rissa pare tra due bande probabilmente di kosovari. Nel tardo pomeriggio un ragazzo sarebbe stato picchiato, la rissa pare sia avvenuta con pezzi di vetro, addirittura delle spranghe. Sul posto la polizia e come vedete 2 ambulanze, il ragazzo è stato portato in pronto soccorso, ancora non se ne conoscono le generalità. È accaduto, ricordiamo, in via Ellero, siamo a Treviso, la rissa tra 2 bande pare rivali di kosovari. Sul posto appunto come dicevamo SUEM e polizia. 10 minuti ancora insieme per parlare di scuola, vediamo se si è collegata con noi Lorella Benvenu, segretario generale aggiunto della CISL. Dovremmo averla con noi per parlare ovviamente dello sciopero che è stato convocato per l'8. Avete visto che nella giornata di oggi, ultimo giorno di scuola, ogni istituto si è arrangiato come poteva per far vivere ai propri studenti questo che comunque è un momento importante. C'è chi ha organizzato delle feste al parco, chi invece ha fatto suonare la campanella su YouTube, chi ha realizzato delle dirette Instagram. Insomma davvero ci si è arrangiati con i mezzi a disposizione, però qualche docente o qualche dirigente non ha mancato di far sentire la sua voce contro un sistema, quello dell'istruzione, che probabilmente per troppo tempo non ha investito sull'istruzione e quindi anche sulle dotazioni informatiche nelle scuole, ma anche proprio l'edilizia e quindi le strutture in sé e poi il personale docente, quindi investimenti a livello professionale. Andiamo a vedere se ci sono delle notizie ANSA che riguardano proprio questo tema insieme. Eccola qui.
Dai parchi ai sit-in c'è voglia di andare a lezione. A Napoli i bambini dell'Istituto Elementare Casanova si sono incontrati oggi, ultimo giorno di scuola dopo mesi passati a distanza. A Savona gli studenti si stanno preparando a salutarsi in piazza, così a Trieste c'è voglia di tornare a scuola e proseguire una didattica alternativa. Abbiamo raccontato anche noi nei nostri notiziari come si sono organizzate molte scuole del territorio e io vi ricordo che comunque sono state avviate le procedure di sanificazione delle aule, perché a partire dal 17 di giugno ci sarà l'esame di maturità, che in questo caso consiste in un maxi orale, un orale con tutti i commissari interni, mentre soltanto il presidente di commissione è esterno. Eccola qui, si è collegata, la vedo, Lorella Benvenu, che saluto e ringrazio per la sua presenza, il segretario generale aggiunto della CISL. Buonasera. Buonasera. Allora, non so se ha avuto modo di ascoltare un po' la premessa, ma il titolo delle notizie che vengono battute anche dall'ANSA è proprio questo: dai parchi al sit-in c'è voglia di andare a lezione. Allora, io brutalmente le chiedo perché si sciopera lunedì. Guardi, un'organizzazione sindacale non fa mai sciopero, non proclama mai uno sciopero a cuor leggero. E le assicuro che proclamare lo sciopero in questo momento di difficoltà anche per il Paese non è stata una decisione semplice. Però abbiamo provato in tanti e tanti modi per parecchie settimane a far capire al governo che settembre è domani e quindi la riapertura delle scuole è veramente imminente. E nonostante questi tentativi non siamo riusciti ad avere risposte che fossero soddisfacenti ai tanti problemi che abbiamo sollevato. Noi abbiamo visto risposte disorganiche, invece abbiamo bisogno di provvedimenti legislativi che siano organici, che siano chiari e che siano praticabili. Non è pensabile che possiamo riprendere a tornare a scuola ancora con modalità di didattica a distanza. La didattica a distanza è una procedura che va bene, un sistema che funziona in una situazione di emergenza, ma i ragazzi e gli insegnanti hanno necessità di ritornare a scuola per tutti i motivi che abbiamo visto in questi mesi. Però per fare questo bisogna che ci siano investimenti e devono essere investimenti seri, non possono essere dei semplici aggiustamenti. Il primo investimento deve per forza essere fatto sul personale. Non è pensabile che con lo stesso personale dell'anno scorso si possano tenere attuare tutte quelle misure che anche il Comitato Tecnico ha immaginato relativamente alla distanza di sicurezza, relativamente al non affollamento delle aule, eccetera. Se veramente vogliamo ritornare con serenità e con tranquillità, abbiamo bisogno di un numero maggiore di insegnanti, abbiamo bisogno di un numero maggiore di personale ATA, inteso come collaboratori scolastici per le pulizie e anche amministrativi per quanto riguarda le pratiche amministrative, i tecnici che possano effettivamente seguire la parte informatica, certo, che abbiamo visto quanto è importante, e soprattutto abbiamo bisogno che il personale sia in cattedra il 1° di settembre e non con calma, come rischiamo di avere con provvedimenti tardivi come quelli che il governo sta mettendo in atto. Questi sono i principali problemi. Senta, a questo aggiungo... No, sì. prego, concluda perché poi ho una domanda da farle. Ok, se poi questi diciamo che sono problemi generalizzati, riguardano un po' tutta Italia. Se poi andiamo a vedere le nostre province, a questo aggiungo anche il fatto che ci mancano tantissimi dirigenti, specialmente in provincia di Belluno, e ci mancano ancora di più dirigenti delle segreterie, quindi i cosiddetti DSGA. E questa è una situazione diffusa in tutto il Veneto, in provincia di Belluno e in provincia di Treviso è drammatica. Allora, come possiamo pensare di affrontare una ripresa che sarà
complicata a settembre, senza avere tutto il personale in cattedra e con dirigenti che mancano, con DSGA che mancano e con dirigenti che sono caricati in questo momento di responsabilità relativamente alla sicurezza, alla salute, senza avere però la possibilità di incidere su determinati provvedimenti. Senta, tra l'altro la mancanza di personale ha causato, e lo stiamo vedendo proprio con l'apertura dei centri estivi, ha portato un ritocco delle rette al rialzo, addirittura in alcuni casi al raddoppio, perché con i nuovi protocolli che vogliono uno studente, 5 ragazzi scusi, con una maestra, inevitabilmente se non c'è personale i costi diventano significativi. Anche per quanto riguarda la scuola c'è il rischio che gli studenti diventino di serie A e di serie B, scuole di serie A e di serie B con didattica a distanza, didattica in presenza, didattica alternata. Davvero non è possibile garantire un minimo di uniformità tra le scuole italiane, perché lo stiamo vedendo anche nel Veneto, ci sono scuole che in questi 3 mesi hanno corso a diverse velocità. Certo, è esattamente quello che stiamo chiedendo anche noi come organizzazione sindacale, cioè non possiamo avere le scuole che sono lasciate a se stesse. Guardi, in questo periodo la scuola ha fatto veramente tantissimo, gli insegnanti hanno dimostrato un grandissimo senso di responsabilità, i dirigenti ci hanno provato in tutti i modi e credo che tutti si siano resi conto dell'importanza della scuola, come ci siamo resi conto dell'importanza della sanità. E credo che tutti abbiano anche potuto toccare con mano il grande impegno che la scuola ha messo e anche la velocità con cui ha reagito all'emergenza. Ma ovviamente in una situazione come questa, che non era né prevista né prevedibile, la scuola ha fatto del suo meglio e ha fatto tanto. Cosa ha sbagliato il ministro? Secondo lei cosa ha sbagliato il ministro Azzolina? Sono stati dati indicazioni tardive e anche poco chiare, che hanno lasciato molta responsabilità nelle mani delle scuole, cosa che è giusta, ma non può essere che la responsabilità sia solo la responsabilità di sbagliare e non sia una responsabilità guidata. In più è stato chiesto alle scuole uno sforzo che era veramente difficile portare avanti. Io penso ad esempio a tutte le scuole e gli istituti comprensivi che non hanno un assistente tecnico di informatica, eppure si sono inventati la didattica a distanza con dotazioni tecniche minime. Ma non può essere questo, voglio dire, deve esserci davvero un investimento serio, non possiamo pensare che la scuola possa andare avanti e che come unica risorsa abbia la buona volontà e il senso di responsabilità del personale che ci lavora, non può funzionare in questo modo evidentemente. Siete in ultimissima battuta, prima di chiudere, le coordinate dello sciopero di lunedì. È quello che le stavo dicendo. Cosa succederà? Dico fisicamente, ecco, che cosa succederà? Allora, noi avremo dei presidi a livello regionale, nel Veneto sarà in Piazza Ferretto a Mestre naturalmente, ma a parte questo gli insegnanti potranno partecipare allo sciopero e quelli che non sono impegnati in attività avranno la possibilità di partecipare ugualmente allo sciopero ed eventualmente anche di devolvere la giornata lavorativa, il corrispondente della giornata lavorativa alla protezione civile, perché per noi il paese c'è, il paese è importante, questo non è uno sciopero contro il paese, è uno sciopero perché la scuola ha bisogno di essere sostenuta, a sua volta vuole sostenere il paese, però non possiamo affrontare il settembre senza investimenti seri, senza risorse. Benissimo, grazie. Volevamo proprio sentire questo. Grazie a Lorella Benvenu, segretario generale aggiunto della CISL, per essere stata con noi questa sera. Grazie. Arrivederci.
Noi non mancheremo Buona serata. ovviamente. Arrivederci. Avete sentito in Piazza Ferretto la mattina per quanto riguarda lunedì e dopo l'adesione con la possibilità di devolvere alla protezione civile la giornata. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'edizione straordinaria torna ovviamente domani come sempre. Arrivederci.